cultura e arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi siamo entrati nel segno del Toro e siamo entrati nella fase centrale della primavera, come peraltro dimostrano anche le temperature elevate. Ma tra pochi giorni l'appuntamento, come ogni anno, è con due super santi. Sono due santi molto amati in Italia, in Padania, in Europa. Sono due santi che hanno fatto il destino di due repubbliche marinare e successivamente di altri contesti nazionali e continentali. Sono santi che rappresentano la quintessenza della cristianità. Non sono paragonabili a San Michele Arcangelo o a San Raffaele, cioè a sfere molto alte, secondo la religione cristiana, della santità angelica. Questi invece, appunto, il 23 San Marco e il 25, scusate, stavo invertendo proprio perché sono due facce della stessa medaglia, adesso vi spiego perché. San Giorgio il 23, San Marco il 25. Questi sono personaggi che appartengono a una leggenda fondativa delle città di Genova e di Venezia in primis, ma anche di tantissime altre realtà europee che hanno costruito appunto il rapporto col territorio, il rapporto con la vita politica, il rapporto con la vita spirituale. Naturalmente noi abbiamo già parlato in altre occasioni in questa radio anche diversi anni fa, proprio perché il legame di Giorgio e di Marco con alcune terre sulle quali appunto poggiamo i nostri piedi quotidianamente è fortissimo. E abbiamo anche ricostruito in passato la storia reale dei santi, che ovviamente è da collocare in epoca medievale, le loro vicissitudini che sono estremamente travagliate. Quindi non voglio ritornare su aspetti storici che tenderebbero a tediare, diciamo, chi vuole arrivare alla quintessenza del discorso. E la quintessenza la si trova soprattutto nella bandiera corrispettiva, la bandiera di San Giorgio e la bandiera di San Marco. La bandiera di San Giorgio, come sapete, è in realtà uno scudo crociato, cioè è una croce rossa su campo bianco, non confondetela con la croce bianca su campo rosso della Svizzera. È invece una croce che contraddistingue tutta una serie di scelte di popolazioni a noi care, a parte Genova, sulla quale adesso ritorneremo, sicuramente l'epopea del Carroccio, l'epopea della Lega Lombarda, il Comune di Milano, tutto quello che è legato a quella vicenda fondativa sia della realtà storico-politica medievale, sia della realtà che noi conosciamo attraverso alcuni movimenti che hanno attualmente vita. Ma dall'altra parte quell'altra bandiera che è legata all'animale leone, e al libro che viene posizionato sotto il suo corpo. Questo rapporto è molto profondo, naturalmente, partendo quindi da San Marco, sul quale peraltro ritorneremo anche sabato prossimo, proprio perché il 25 aprile, è vero, fa coincidere la giornata della liberazione con la giornata di San Marco. Ma quello che appunto appare più consistente
è il fatto che nella bandiera marciana l'elemento faunistico è vittorioso. Nella bandiera georgiana l'elemento faunistico è perdente. Infatti San Giorgio trafigge il drago. San Giorgio così ha questa missione, svolge questa missione particolare di riuscire a sconfiggere le forze del male. Abbiamo detto osmosi profonda, il che ovviamente non esclude la competizione, come competizione ci fu fra le due repubbliche marinare. Naturalmente le bandiere delle altre due repubbliche, non dimentichiamolo, sono altrettanto molto accattivanti, sia Pisa che per certi versi ricorda ancora la croce, ma questa volta è una croce bianca su fondo arancione, mentre Amalfi è ancora più complessa, ma vi assicuro che presto ci arriveremo perché dedicheremo un flash alla costiera amalfitana. Ora vi dicevo, di più, l'elemento osmotico, l'elemento di scambio, di concorrenza anche di scambio fra San Giorgio e San Marco è legato, oltre ovviamente al fatto che si trovano a 2 giorni di distanza e nella fase centrale della primavera, anche nel simbolo di 2 elementi di base dell'universo: l'acqua di San Giorgio, il fuoco di San Marco. Infatti San Giorgio è soprattutto acqua nella misura in cui spegne il fuoco che esce dalla bocca del drago, lo trafigge ed è come se versasse questa quantità irrilevante di acqua sul dorso dell'impenitente drago, che non può che rappresentare il male in tutte le sue forme possibili e immaginabili, anche se, intendiamoci, nell'epoca precristiana il drago costituiva, Draco Draconis in latino, costituiva comunque una forza della natura che veniva anche adorata da chi evidentemente voleva possedere la natura stessa in termini di potenza e di concretezza. Nella fase cristiana questo elemento è superato, ma è anche fagocitato dalla teologia cristiana, nella misura in cui non può pensarsi il diavolo, alias drago appunto, come fattore che mette alla prova l'essere umano e che deve essere vinto per riuscire ad arrivare a un determinato livello di spiritualità. Dall'altra parte il leone è sicuramente simbolo di coraggio e di forza suprema, naturalmente, ma acquista una forza particolare attraverso il libro. Cioè, la tematica del libro è una tematica di estremo fascino e non riguarda soltanto la Bibbia come libro dei libri, ma riguarda soprattutto il rapporto che l'elemento umano deve intrattenere appunto con l'autentica sapienza. In quel libro non c'è così un insieme di notizie qualsiasi, c'è tutta la verità sul mondo, ma bisogna saperlo leggere, bisogna saperlo dominare, perché prima che dalla mente arriva un impulso dal cuore nel riuscire a leggere le parole giuste, a saperle interpretare e a saper agire di conseguenza. Quindi vi dicevo, acqua per San Giorgio e fuoco per San Marco, nella misura in cui ovviamente il fuoco proietta in una dimensione solare, in una dimensione celeste. Un po', ecco, anche qui ritornando a quegli archetipi astrali che comunque appartengono alla cultura popolare in maniera molto forte, la luna, San Giorgio la luna, San Marco il sole.
e col sole naturalmente si riesce ad arrivare a un livello di conoscenza, di coscienza, appunto, l'inconscio. Pensate un po' quanti spunti ci sono in queste due bandiere, in questi due santi. L'inconscio lunare in San Giorgio, il conscio solare. Erano tematiche molto care anche a Carl Gustav Jung, questo è il famoso studioso svizzero. Ma appunto questa correlazione, questa osmosi e questa complementarietà è fondamentale, perché anche diciamo la vicenda padana e italiana è intrisa di tutte queste realtà. Avrete visto sia quelli che sono andati direttamente sabato alla manifestazione in Piazza Duomo, sia quelli che l'hanno potuta vedere in video grazie ai podcast di FBRL, che c'erano molte bandiere con la croce di San Giorgio e alcune bandiere con il leone di San Marco. L'integrazione in una dimensione nazionale non deve inorridire quelli che vogliono fare i puristi assoluti. Quello che può apparire una contraddizione in realtà è un profondo scambio dialettico, appunto, fra nazionalità italiana e forze tipicamente del nord come origini e come parabola. Ma vi dicevo acqua perché poi nella realtà la bandiera di San Giorgio diventa anche la bandiera dell'Inghilterra. Quindi adesso la vicenda è contorta e ovviamente hanno ragione molto anche i genovesi che si ritengono derubati della loro mitologia originaria. Che era poi legata anche al Banco di San Giorgio, che poi sicuramente è l'archetipo fondativo, se vogliamo, anche della Borsa di Londra. Ma adesso non divaghiamo, l'importante è capire la forza dei simboli, e l'acqua diventa dominante nel Commonwealth, cioè nell'impero britannico, e in tutte le nazioni posizionate in mezzo all'acqua. Pensiamo all'Australia, pensiamo a tutto quello che nel mondo come coste, India, appunto alcune zone dell'Africa e soprattutto dell'America, dove l'elemento di San Giorgio è il risultato determinante per riuscire a fondare le civiltà. Questo perché appunto il simbolo ci richiama sempre all'acqua come potenza inconscia ma decisiva nel riuscire a creare la realtà. Dall'altra parte appunto il sole, il leone e tutto quello che è correlato a quell'altra bandiera, ma abbiamo detto ci ritorneremo, è poi fondante di altra parte del mondo, più legato all'Oriente. Adesso non voglio fare riflessioni metafisiche che non appartengono probabilmente alla cultura popolare, però è anche vero che il legame di Genova con l'Occidente è più forte, il legame di Venezia con l'Oriente è più forte, e quindi sarebbe vedere l'architettura che possiamo ammirare sul Canal Grande, ma soprattutto il fatto che appunto il livello di coscienza è più forte laddove sorge il sole. Ex oriente lux, ricorderete appunto, la luce del sole, quindi la forza del leone, viene dall'Oriente, ma in realtà la determinante profonda e inconscia della dinamica delle cose, come sostenevano anche Freud e Jung, viene dall'Occidente. Ecco, tutte queste riflessioni non devono sembrare astratte e balzane, perché ci fanno meglio intendere appunto l'estrema importanza di questi super santi, appunto, che sono collocati appunto verso la fine del mese di aprile, proprio perché è il momento in cui il gioco fra la luce e l'ombra si fa più forte.
Quindi San Giorgio è certamente qualcosa che appartiene alla nostra tradizione, anche di molte città del nord che hanno quella bandiera, quell'effigie, quella segnalazione araldica naturalmente della croce rossa su campo bianco, e che appunto, collocandosi in una dimensione di sfida nei confronti dell'impero repressivo, per esempio del Barbarossa, illumina in realtà la forza intrinseca dei comuni e delle città della Lega Lombarda, che sono appunto basate anch'esse su una forza inconscia, su una forza profonda, su una forza che che nasce in interiore homini, dentro il profondo di ciascuno di noi, per poi estrinsecarsi attraverso quella che è appunto la grande civiltà comunale, municipale e regionale, appunto, che ancora oggi caratterizza il nord. Sono spunti che una radio come la nostra ha già lavorato, ha già messo nel laboratorio attraverso il tempo e attraverso voci diverse che magari partivano da sensibilità diverse, appunto, come gusti e orientamenti, ma che ora vanno risommate alla luce anche e soprattutto, secondo me, di questa grande sfida che ha visto nella solarità di sabato quello che avete visto tutti, cioè la possibilità di difendersi dal drago di un mondo che nella sua complessità, che impasta un certo modo di far religione, un certo modo di penetrare, va bene, in maniera ambigua e sicuramente poco consona alle forze del bene nel nostro mondo. Sentivo e risentivo poco fa la voce del giornalista Giordano che appunto interpretava alla sua maniera appunto questo dramma, appunto, che è un dramma enorme, di cui penso, al di là dei meriti che ci sono sicuramente, anche il Sommo Pontefice dovrebbe tenere conto, perché è un problema che appunto si pasce in interi uomini della nostra sensibilità di cristiani in senso profondo e sincero. Ma al di là di tutto, questi santi sono soprattutto dei protettori delle nostre terre, dei protettori, cioè addirittura appunto tutto il nord, secondo qualcuno che parlava già da Radio Padania, sarebbe dovuto essere sotto lo scudo crociato. Certo, se la traduciamo in senso politico, lo scudo crociato non è la democrazia cristiana, o se lo è stato, e lo è stato in senso pressoché fallimentare. Uno scudo crociato in realtà è una bandiera di San Giorgio che ritorna alle origini e recupera appunto quelle forze che vi dicevo. Ma certamente tra Leone e San Giorgio la possibilità di intesa e di coordinamento esiste da sempre. Certo, obnubilata, cancellata, resa farlocca dalle ideologie che appunto non a caso nella giornata di San Marco vengono condannate. Le ideologie nazionalsocialiste e internazionalsocialiste, cioè quel mondo infero che oggi come oggi si allea, no, con le istanze provenienti dalla realtà dell'immigrazione per riuscire a sconfiggere purtroppo addirittura San Giorgio e San Marco. Sono aspetti che attraversano la storia della nostra civiltà, attraversano appunto tutti i simboli che si sommano l'uno rispetto all'altra e che generano
delle sfide certamente anche politiche, che però vanno reintegrate in una dimensione soprattutto culturale, che appunto trasmissioni non solo come la mia, ma tantissime altre di questa radio hanno mostrato in passato, in presente, lo faranno nel futuro, in modo tale appunto che quel rischio di schisi, brutta parola, cioè praticamente di scissione, no? Fra conscio e inconscio, quindi di rottura dei nostri equilibri, di padani, di italiani, di occidentali, eccetera, eccetera, questi rischi possono essere cacciati via e si possa recuperare quell'integrità tanto invocata dagli oratori del palco di sabato in Piazza Duomo, oratori francesi, belgi, austriaci, slovacchi, che quindi provenienti da ogni parte d'Europa, idealmente si abbarbicavano proprio a quella croce che rappresenta il Comune di Milano e che si materializza, come moltissimi hanno sottolineato, nell'immagine del Duomo. Il Duomo di Milano, più di tutte delle altre cattedrali, pur bellissime, francesi, tedesche e di ogni altra parte d'Europa, si slancia verso il cielo proprio per riuscire a schiacciare le forze delle tenebre, almeno sul piano ideale in senso assoluto. Poi è chiaro che come è stato detto da illustri studiosi, tutta la fenomenologia cristiana è preparata già da un insieme di spunti ideali, metaforici, analogici, nel senso non tecnico ma mentale, di tipo precristiano, perché l'Occidente non è nato dal nulla, è nato da qualcosa che aveva già certi valori prima della venuta di Cristo, ma non questo ovviamente non è una reductio dei valori cristiani, ma è il modo di capire come i valori cristiani abbiano potuto crescere sulla base di altri valori e portarli alla loro finitezza, alla loro compiutezza, appunto, che è quella che in qualche modo illumina il senso stesso del nostro percorso. Ora appunto noi siamo di fronte alla celebrazione di questi due santi, di queste due ricorrenze fondamentali, che ci permettono di riguadagnare realmente l'identità. Nel mondo lombardo, il giorno di San Giorgio, al di là degli elementi figurativi della bandiera o mitologici della leggenda, era il giorno del latte, cioè si tendeva appunto a regalare, addirittura comunque a versare e a consumare più latte del solito, e anche qui l'elemento simbolico è molto forte, perché la cultura popolare, nella sua oserei dire onniscienza, riesce a stabilire un rapporto molto forte fra l'acqua, che abbiamo detto fondante della mitologia georgiana, e il latte, appunto, che è una forma di acqua che ha un potere nutritivo ancora superiore, e che poi è tipica se vogliamo ben vedere, delle terre padane, certamente di tutte le terre italiane o delle terre europee, ma certamente delle terre padane nella misura in cui è stata in grado la bassa padana di produrre tantissimo latte, ecco, in maniera diretta o indiretta, e anche ovviamente nella produzione dei cosiddetti latticini, ma il latte che si dona, e anche nella giornata di San Giorgio, secondo la tradizione tipica, specialmente nelle zone pavesi, lodigiani, cremaschi e cremonesi, è un latte che vuole simboleggiare appunto il nutrimento interiore, proprio per, abbiamo detto, sconfiggere le forze del male. Il caffè è buono, non lo contesto,
però senza latte che senso ha? Perché certamente, voglio dire, non si tratta solo di stare svegli, come ci ha insegnato la convulsa civiltà contemporanea, no? Arrivando perfino a proporre la sostituzione completa del latte col caffè. Ma come si fa? E naturalmente il latte, il fatto di bere latte all'inizio della giornata è una cerimonia religiosa, è un rituale sacro. Ecco, ritorniamo a quel concetto appunto dell'alimentazione sacra, del fattore sacro dell'alimentazione, che noi non dobbiamo assolutamente dimenticare. Il troppo stroppia perché chi mangia troppo uccide l'elemento sacro che è in ogni alimento, ma ogni alimento va compreso in termini moderati, soprattutto come quantità, va compreso proprio nella qualità di accesso al sacro, no? E in modo tale che si mangia, secondo la tradizione antropologica anche di altri popoli più primitivi, si sta mangiando Dio. È una brutta espressione che può fare inorridire qualcuno, ma che ci riconduce proprio al senso ultimo della nostra esistenza, al di là ovviamente della verità o meno dell'esistenza, che so, dell'inferno, del purgatorio o del paradiso. Ma tutto questo appartiene proprio a quel ritorno tanto evocato anche sabato di quella civiltà contadina rappresentata dai trattori, che in qualche modo aveva capito tutto da questo punto di vista, aveva capito quanto quel latte è una sorta di acqua transustanziata, no? Come il vino è legato al sangue, l'acqua è legata al latte, e quel latte ci permette veramente, se diciamo prodotto nella misura giusta e con la qualità DOC, è vero, chilometri zero, dà la possibilità reale di arrivare a quella coscienza di cui parlavo effettivamente prima. E quindi, chiudendo questo discorso della prima parte sui santi, non sono giorni qualsiasi. Il 23 giovedì e il 25 sabato non sono giorni qualsiasi, e poi che il 25 sia anche la liberazione, ecco, questo ne ridiscutiamo sabato prossimo, ma ricordatevi sempre che ogni elemento politico nasconde, ecco, un tuffo nella spiritualità, un tuffo nel rapporto col sacro, perché altrimenti sarebbe soltanto passatempo inutile. Il break adesso, grazie a Natalia, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Prima abbiamo citato en passant l'inferno.
sorge spontanea una domanda, non so se ve la siete mai chiesto, ma l'inferno esiste solo dopo la vita, per quelli che, diciamo, hanno peccato troppo, o può esiste anche sulla faccia della terra? Dove sta l'inferno? Beh, oggi vi voglio parlare di due luoghi e del rispettivo genius loci, che sono ubicati in due parti diverse del globo e che si avvicinano al concetto di zona infernale. La prima è italiana, Leopardi lo chiamava lo sterminator Vesevo, il Vesuvio, la bocca di fuoco del Vesuvio, più dell'Etna. Forse perché l'Etna è fin troppo alto, in un certo senso. Il Vesuvio è più basso e quindi genera qualcosa che più direttamente ha a che fare con l'inferno. Ma l'altro, per correlazione e per diversificazione, si trova negli Stati Uniti d'America, più esattamente in Pennsylvania. Non so se avete mai sentito parlare di Centralia, detta all'italiana, Centralia, detto all'inglese. Questa località è una località incredibile. Abbiamo detto si trova in Pennsylvania. Negli anni 60 fu oggetto di un incendio che distrusse gran parte della città. Peraltro la città è sopravvissuta ancora fino ad oggi con pochi abitanti, ma l'incendio ebbe modo di radicarsi nel sottosuolo per una serie di fenomeni minerali e naturali che io stesso non sono in grado di descrivervi, in contatto soprattutto con l'antracite. Quindi ancora oggi lì è come camminare sui carboni ardenti, cioè ancora oggi ci sono dei fumi che vengono a Centralia, appunto in Pennsylvania, vengono fuori da sotto il terreno, e quindi è come se in qualche modo l'inferno fosse a pochi metri sottoterra, non al centro della terra, a pochi metri sottoterra. Quelli che sono rimasti non hanno voluto andare via, hanno sfidato questa legge ad inferum e quindi sono stati anche, mi sembra di aver capito per quello che ho letto, gratificati anche dall'amministrazione pubblica dello Stato della Pennsylvania per le difficoltà che hanno sempre trovato in questi 60 rotti anni nel gestire questo territorio. Ovviamente risiedono in quelle poche zone che non sono bruciate, però voi pensate un po' la sensazione di fuoco, di caldo, di fumo che si prova anche d'inverno in questa città, naturalmente. E quindi paradossalmente è come se qualcuno avesse voluto mettere alla prova gli esseri umani, dimostrando che l'inferno lo si può vivere. Poi sul piano morale ci sono 1000 modi di vivere l'inferno, troppo sesso, troppa violenza, queste sono come dire elucubrazioni, non dico letterarie, ma insomma sicuramente a sfondo psicanalitico. Io penso che una gita, che io non farò mai naturalmente, a Centralia servirebbe proprio magari a mettersi un po' di paura rispetto a quello che potrebbe, sottolineo potrebbe, per un fondo di laicità che non posso abbandonare, potrebbe essere il destino di qualcuno di noi. Ma l'elemento forte è legato proprio a questo concetto che io ho sempre estrapolato dalla cultura popolare. La geografia è sacra, perché la geografia del mondo, di tutto il mondo, ci propone degli elementi che già sulla Terra parlano di qualcosa che non è sulla Terra.
sono delle spie, dei sintomi. Ecco, appunto, l'altro è proprio il Vesuvio, che tantissimi secoli fa distrusse una città come Pompei. Andare a visitare Pompei e rivedere quel momento terribile in cui appunto la lava arrivò nelle case della bellissima, grandissima località campana. Erano naturalmente momenti di tregenda difficilmente dimenticabile, appunto, che tanti descrissero o tanti ripresero appunto in film, ma dei film sono stati fatti anche su Centralia, adesso non ve li sto a citare, dei film americani sono stati fatti lì proprio per la incredibile originalità del luogo. Ma mentre Centralia appunto è posizionata in zona collinar pianeggiante, qui si troviamo di fronte a un monte che erutta lava e che colpisce come nell'inferno appunto le persone inermi, che si trovano bruciate letteralmente anche nei momenti in cui stanno vivendo la loro quotidianità, come dimostrano appunto le cose visibili a Pompei. Pompei ha un altro genius loci particolare, perché poi appunto lì a Pompei c'è anche la Madonna di Pompei, che insomma sempre considerate in questa geografia sacra che dove c'è il male c'è anche il bene. Pensate a Torino, anche la città della magia, e quindi come a Torino c'è la Sacra Sindone, a Pompei c'è la famosa Madonna che tanto cattura l'attenzione non solo dei napoletani, ma di tutti quelli che vengono soprattutto dal sud e dal centro Italia. Ma appunto la terribile distruzione di Pompei nell'antichità è proprio la metafora di un inferno rapido e dissolvente, appunto, che va a sbeffeggiare chi e che cosa? La nostra convinzione di essere immortali, cioè la nostra convinzione di poter godere del benessere, del piacere, del mangiare, come dicevo poco fa, fine a se stesso e non più legato al sacro. E quindi tutto il genius loci di questa città e del Vesuvio, appunto, dello sterminator visivo, appunto, che Leopardi nella sua genialità aveva intuito essere fondamentale nella storia della psiche umana. Ecco, tutto questo ci induce a ripensare il senso ultimo anche di un'Italia fatta di tante patrie, di tante matrie. Ecco, mi piace sempre la parola matria, perché io non è per una critica, ecco, ma quando sento la parola patriota mi piace, ecco, l'abbinerei sempre a matriota. Siamo patrioti e matrioti, perché se no ci dimentichiamo che delle nostre città, delle nostre regioni, eccetera, eccetera. Chiuso questo discorso, certamente dicevo, la presenza nell'Italia, nell'universo italofono, di realtà diverse, cioè penso a Pompei e penso alla grotta di Grimaldi vicino a Ventimiglia, al confine francese, che dimostra l'antichità assoluta delle nostre stirpi. Ecco, sono cose che arricchiscono il patrimonio storico-culturale e che andrebbero sempre rivisitate ogni volta, non in senso soltanto materiale e turistico, naturalmente. Noi facemmo di Arte Nord una ventina d'anni fa proprio una visita di quelle grotte al confine con la Francia, ma il recupero, ecco, di tutto quello che è apparentemente strano, mostruoso, i mostri di Bomarzo, ecco, quelle grotte, che appunto le famose realtà grafiche camune, no? Cioè tutto quello che appartiene alla tradizione dei camuni dal punto di vista artistico. Tutto questo è la testimonianza di una antichità
che non può dissolversi in niente e che ha preparato appunto paradossalmente la stessa nostra modernità, nella quale dobbiamo esistere certamente, ma con la quale dobbiamo avere un rapporto di vigilanza, appunto, in modo tale che non venga distrutta con tutte le sue radici in pochissimo tempo. Quindi Centralia negli States, Pompei nella nostra amatissima Italia, i piccoli ma inevitabili inferni coi quali collochiamo idealmente, ricordando il nostro destino di miseri esseri che passano. Due ancora sono, oltre che le città dell'inferno, sono anche le mare. Altro argomento di oggi. Noi assistiamo ad un trionfo delle due mare. Le due mare sono Mara Maionchi e Mara Venier, le dico in ordine alfabetico. Hanno assunto un'importanza stratosferica nella storia dello spettacolo italiano. Mara Venier, conducatrix, colei che per tanti anni ha gestito Domenica Inn, non si sa quando finirà, sono stati annunciati ritiri che non si sono concretizzati, e l'entrata nel decennio tra i 70 e gli 80 anni sembra aver rafforzato l'immagine, ovviamente sempre nel bene e nel male dei gustibus, no? E l'altra è Mara Maionchi, una imprenditrice di musica che poi è diventata anche attrice, partecipa a tantissime trasmissioni, è sulle prime pagine, sulle copertine delle maggiori riviste femminili. Sono immagini ancestrali, ecco, tipicamente padane. Venier veneziana, Maionchi emiliana trattino romagnola, sempre nella ambivalenza dei due termini che però devono rimanere staccati naturalmente, ma sicuramente la capacità di raffigurare bene anche i rispettivi popoli, a misura in cui naturalmente queste due zie, che mai chiamarle nonne, si intende, anche Mara Maionchi ha superato i 70, ma che cosa vuol dire? Cioè, ovviamente il prestigio, pensate un po' a certe figure tipiche della tradizione totemica, no? Appunto delle vecchie madri, non penso a maghe o a peggio, penso sicuramente a delle presenze femminili di grandissima esperienza, che proprio sulla base della loro estrazione identitaria, appunto tipicamente padana, assumono rispetto all'intero universo italofono una sorta di simbologia di protezione, no? E pensate alla voluminosità delle due mare, ma non deve essere vista il mio come una sorta di disprezzo, al contrario, guai se fossero longilinee, guai se ostentassero ancora appunto tratti sexy da quarantenne e cinquantenne. Loro appunto sono degli elementi protettivi che sono in grado appunto di farsi amare da più generazioni, e che sono in grado anche di giudicare appunto come una specie di sacerdotesse che riescono a imporsi proprio monumentalmente rispetto alla realtà, e che più passa il tempo appunto più assumono questi valori appunto assoluti che non troviamo a sud. Aspettate un attimo, nella misura in cui, l'abbiamo detto 10.000 volte, lo spettacolo, il cinema, il teatro, la televisione del Sud negli ultimi 30-40 anni ha avuto un successo enorme, con dei comici bravissimi, delle personalità straordinarie, non stiamo qui a fare l'elenco, naturalmente Totò ha lasciato un'eredità che ha superato la sua bravura,
arrivando a dei vertici assoluti per il Sud. Io parlo di riscatto del Sud, non contro il Nord, ma in una dialettica, no, tra Nord e Sud, che vive certamente anche di antagonismo, perché no, ma non preoccupiamoci di questo, all'interno di una visione più vasta e sovrana. E quindi sto dicendo che cosa? Che queste donne dilatate dal punto di vista del fisico non esistono al Sud. Non esistono in realtà, ma non hanno raggiunto il successo che hanno raggiunto le due mare, mi capite? E quindi qualcosa vorrà dire, ancora una volta, come vi proponevo nella prima parte della trasmissione, i fenomeni apparentemente materiali in realtà sono spie di profonde questioni dal punto di vista culturale, epocale, di costume e di sensibilità nell'evoluzione continua del pensiero e delle manifestazioni tipiche dell'italianità. Mi capite? Quindi sarebbero inconcepibili due mare del Sud, proprio perché il Sud in questo momento è una forza giovane, il Nord è una forza anziana. Cioè, lo dico ovviamente anche da autonomista e federalista, e nel senso buono del termine, naturalmente, no? C'è una saggezza che in questo momento il Sud non riesce a far trasparire, ma al contrario, appunto, il Sud propone continuamente pensiamo anche ai cantanti, Achille Lauro del centro-sud, comunque il cognome è napoletano, pensiamo alla Mango, all'Angelina Mango, cioè tutte istanze giovani che fanno salire alla ribalta appunto delle forze fresche rispetto alle due mare che continuano nel loro cammino di immortalità a proporsi a un pubblico anche del Sud assetato probabilmente, rifacendomi a San Giorgio, al latte rappresentato da quei seni, presumibilmente più nell'immaginario popolare più grossi di quello che poi realmente sono, ma che importanza ha? Naturalmente tutto si gioca sull'immaginazione più che sulla realtà, no? Sapete come è fatto il mondo, ma non in senso di falsità, di fake news o di fuga dalla realtà, ma di costruzione di una realtà più grande che incide sul piano della storia, sul piano della realtà. Quindi tutto questo riscatto del Sud, ovviamente anche certi film come Benvenuti al Sud, eccetera, eccetera, e come appunto il cinema si proponga dagli anni 90 come un cinema parlato con gli accenti del Sud. È difficile trovare accenti del Nord nei film attuali. Questo ovviamente addolora chi veramente ama il federalismo. Certamente che è un problema questo, però tutto va visto crocianamente. Ricorderete la mia lezione di sabato, no? Come un'espressione dell'evoluzione storica, perché ogni passaggio storico ha un senso nella costruzione di quel traguardo che si vuole raggiungere, naturalmente, no? E quindi la presa di coscienza di una certa realtà da parte del Sud è qualcosa di inevitabile in questo intreccio continuo di cose e di programmi, ma ritornerà cinecalle, come si diceva una volta, ritornerà qualcosa che rappresenterà il cinema e il teatro del Nord. Lo ritornerà sotto una nuova veste, una nouvelle vague che sarà in grado di dimostrare, non so quando arriverà, ma arriverà, di dimostrare la forza di un federalismo che non si deve, scusate la mia posizione, perdonatemi, abbeverare solo di fattori economici, di fattori legati appunto al possesso materiale, perché il vero potere, lo ha dimostrato la manifestazione di sabato, è il potere culturale, il potere dell'identità profonda, che non si misura coi soldi, si misura col successo di un'idea, di una forza identitaria che è in grado appunto in questo momento, per coalizione e alleanza, di difendersi dall'aggressione
di quel mondo che evidentemente appunto in questo momento trova un destino favorevole, appunto un mondo di sensibilità religiosa, culturale diversa che offende la nostra sensibilità. Ma tutto ha i suoi tempi, no? Come diceva Flaiano, un grande pescarese appunto, tempo di amare, tempo di uccidere, tempo di vincere, tutto ha i suoi tempi. Si tratta solo di avere pazienza, naturalmente. Una volta a proposito di santi, dicevamo, visto che abbiamo visto i santi più importanti, Marco e Giorgio, diciamo forse la santa che è la santa pazienza, quella che poi dovremmo in qualche modo adorare di più. Finiamo negli ultimi minuti parlando del premio Bagutta, perché sono 200 anni, scusate, 200, esageravo per in uno stato oramai di delirio, proprio sono 100 anni, cioè nel 1926 inizia il premio Bagutta. Poi diciamo c'è un momento di crisi e viene rinverdito e rilanciato proprio 50 anni fa. Il premio Bagutta è un premio molto importante, interessante, perché ha una sua ragione d'essere gastronomica. Nel ristorante Bagutta, che è sempre stato uno dei più interessanti di Milano, appunto, si cominciò a dare premi a scrittori. Moltissimi scrittori importanti del Novecento hanno ricevuto il premio Bagutta e hanno dimostrato appunto che si può leggere mangiando, si può mangiare leggendo, naturalmente, se si vuole alimentare il proprio spirito, come dicevamo poc'anzi. E più in generale, ovviamente, questa dimensione gastroartistica è stata copiata da tantissimi altri premi. Penso alla grande pescata del premio Viareggio, che è tipica dei pomeriggi che precedono la premiazione del premio Viareggio. Stiamo parlando di premi letterari, naturalmente. Il premio Strega, che è legato al liquore Strega. Ecco, c'è sempre questa cadenza tipica dell'Italia, appunto, di un abbinamento fra l'ordine diciamo che regola la bocca e lo stomaco e quello che regola il cervello. Non dobbiamo averne paura, è la nostra stessa istanza, la nostra stessa identità che ci permette appunto di essere valorizzati nel mondo, ma il premio Bagutta deve essere rilanciato, secondo me. Ecco, questo riguarda poi tutti i premi letterari, i premi artistici, perché il premio Bagutta è stato anche per un certo punto abbinato a una premiazione di quadri, quindi non soltanto, e i quadri sono presenti ancora oggi in quello che è stato il ristorante Bagutta in via Bagutta a Milano. Quindi, perché sempre arte e lettere sono due sorelle, no? Letteratura e arti figurative sono due sorelle che nei tempi meravigliosi della fiera letteraria, di altre riviste stupende che ci sono state nel passato, venivano commentati quasi sincronicamente assieme, no? Adesso oramai tutto questo è superato, perché siamo entrati nella realtà, nella società dell'immagine e del video, che sovrasta la lettura stessa. Però ecco, appunto, il ricordare l'importanza del premio Bagutta e avere la possibilità di rilanciarlo nel suo piccolo mi sembra qualcosa di estremamente interessante. Allora non vi resta che godervi al massimo. Mi rivolgo soprattutto ai genovesi che hanno caro quel giorno, appunto il giorno di San Giorgio, il 23, di godervi quella giornata, che è poi appunto una delle tante giornate identitarie che sommate tutte assieme formano l'identità nazionale, ma è anche una scommessa con il nostro destino, riuscire a superare le forze del male, qualsiasi nome esse abbiano. Grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura.